pazienti, ormai una ventina di persone sono andate già a domicilio, seguite dall'ADI, altrettante persone, 24 persone, le porteremo in ospedale di comunità, per cui il focolaio geriatria è finito. È chiaro che abbiamo ancora dei rebound legati al fatto di persone che erano state dimesse e che stanno rientrando perché ovviamente hanno manifestato patologie polmonari. Però ormai da questo punto di vista la situazione si è conclusa completamente con il fatto di liberare la geriatria. Ecco, c'è una signora deceduta nella notte con coronavirus, qual è il suo profilo? Chi si tratta? Il profilo è di una signora anziana che ovviamente ha pluripatologie, che è di quel nucleo che dicevamo della geriatria, quindi voglio dire, le patologie che hanno portato al decesso della signora sono patologie che niente hanno ovviamente come riferimento rispetto al Covid, per cui la signora è morta a causa di queste patologie e ovviamente aveva anche contratto l'infezione da Covid.